notte che ti aiuta e dormi e lasciami giocare a quando non sarai più qui, a quando un giorno un nuovo amore ti riscalderà di più. E dormi stretta alla mia pelle che domani non si sa, e sogna che il tuo compleanno tornerà tra appena un anno e avrai volato e navigato ed io chissà dove sarò, ma se c'è un posto nel tuo cuore non farò rumore, tienilo per me. Al vento che cambia, a un cielo bambino, ai fuochi di festa, a me che resto qui vicino, ai nostri pensieri, ai sogni di ieri, a tutti gli amori che correrai. C'è ancora tutto da inventare sulle rive del tuo mare, avrai bufere, vento e sole ed ancora amore. Al vento che cambia e cambia la vita, a quando mi prendi e tocco il cielo con le dita, e intanto che dormi arriva domani e ancora ti svegli qui nelle mie mani. E poi dite che Casa Peretti non è rock. Buonasera amici a casa, ciao! Veti al 07, Fabrizio, dillo tu stavolta, dillo tu perché ce lo meritiamo, entrambi. Lo dico io perché tu non hai il microfono. Fabrizio, che inizio! Ciao amici belli. 348 80 40 254, numero per questi messaggi, fotografie, richieste, saluti. A me, saluti a Martina Richard che sarà qui tra un po' e ha preparato 4 brani, uno più bello dell'altro. Dovessi scegliere, non lo so, però tra un po'. Tra un po' giocheremo. Ieri mi hanno stupito i nostri amici a casa, hanno subito indovinato l'oggetto nascosto all'interno dello zaino, quindi ho dovuto scervellarmi stamattina per cercare un altro oggetto da mettere dentro lo zaino, e quindi giocheremo nuovamente, e vi avviso che provateci perché sono gli ultimi, non è che ne abbiamo ancora tanti. Cambieremo l'oggetto, cambieremo il gioco, però adesso è ancora tutto come ieri. Andiamo avanti con la musica, andiamo a rispolverare un brano bello, un brano che è di sicuro uno dei più importanti della carriera di Masini. Ha avuto il coraggio di dire ciò che pensava. No, non è la canzone che state pensando, non è Vaffanculo, anche se quella è una gran brano, ma lo faccio la prossima settimana. La regia mi ha detto: togli il pianoforte appena riesci, guarda, come per magia, basta fare 2 cose. Oh, eccoci qua, il pianoforte non c'è più. No, è un altro brano dedicato a una donna che in quel momento della vita di Marco stava facendo girare tanto l'anima, e dico l'anima per non dire altro. Il brano è Bella Stronza.
Allora mentre vado a fondo tu mi dici sorridendo ne ho abbastanza. Bella stronza che ti fai vedere in giro per alberghi e ristoranti con il culo sul Ferrari di quell'essere arrogante. Non lo sai che i miliardari anche i loro sentimenti danno un prezzo, il disprezzo. Perché forse io ti ho dato troppo amore, bella stronza che sorridi di rancore. Ma se Dio ti ha fatto bella come il cielo, come il mare, a che cosa ti ribelli, di chi ti vuoi vendicare? Ma se Dio ti ha fatto bella più del sole e della luna, perché non scambiamo insieme, non lo senti questo mondo come puzza? Ma se Dio ti ha fatto bella come un ramo di ciliegio, tu non puoi amare un tarlo, tu commetti un sacrilegio. E ogni volta che ti spogli non lo senti il freddo dentro, quando lui ti paga i conti non lo senti l'imbarazzo del silenzio. Perché sei bella, 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 bella stronza che hai chiamato la volante quella notte e volevi farmi mettere in manette solo perché avevo perso la pazienza, la speranza. Sì, bella stronza, ti ricordi quando con i primi soldi ti ho comprato quella spilla che ti illuminava il viso e ti chiamavo la mia stella? Quegli attacchi all'improvviso che avevamo noi di sesso e tenerezza. Bella stronza, sì, perché forse io ti ho dato troppo amore, bella stronza che sorridi di rancore. Ma se Dio ti ha fatto bella come il cielo, come il mare, a che cosa ti ribelli, di chi ti vuoi vendicare? Ma se Dio ti ha fatto bella più del sole e della luna, esci dai tuoi pantaloni, mi accontento come un cane degli avanzi. Perché sei bella, bella, bella. Mi verrebbe da strapparti quei vestiti da puttana e tenerti a gambe aperte finché viene domattina. Ma di questo nostro amore così tenero e pulito non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza. E allora ti saluto, bella stronza. Bella stronza. Che coraggio scrivere un brano simile, però che bello ragazzi. Ho visto nel mio monitor di torno che ogni tanto andava un po' via. Vi avviso che può succedere perché a Luserna c'è un ventaccio questa sera. Io non sono i vostri paesi, ma Luserna San Giovanni dove trasmettiamo, perché ricordiamo che noi il segnale lo mandiamo da Luserna San Giovanni a Torino, da Torino in tutto il mondo. E c'è tanto vento, quindi se ogni tanto ci blocchiamo abbiate pazienza, torneremo subito, ma speriamo di no. Ok? Allora Fabri, visto che sono già le 20:13, io farei un piccolo cambio in scaletta. Andrei subito, ma proprio subito, a giocare con loro. Guarda un po', eccolo qui, lo zainetto che voi tutti volete, voi tutti amate. In tanti di voi ce l'hanno già, in tanti ci proveranno anche in questa settimana. Gli indizi sono tempo, TV, campo, Liguria, ricordo. Allora, ripeto, tempo, TV, campo, Liguria, ricordo. Provate a telefonare durante il secondo tempo al 378 4080 506 e per chi si fosse perso le puntate precedenti, innanzitutto male perché noi siamo in onda ormai da una vita, però può succedere che c'è quello che ha fatto zappio e dice ma cos'è questo? Allora, questi sono 5 indizi, sono 5 parole che descrivono un oggetto che ho messo all'interno dello zaino. Per vincere lo zaino è così semplice, basta
capire che oggetto ci sia. Quindi amici a casa, telefonate, mi raccomando, nel secondo tempo. Io sto prendendo un po' di minuti in più in modo che voi possiate bene leggere, magari fare una foto alla TV per poi mettervi lì e giocare. Io so che nelle famiglie queste cose piace perché uno dice la sua, ognuno dice la sua. Tempo TV, Campo, Liguria, ricordo. E adesso io posiziono qui il microfono per lei, perché lei è pronta, prontissimissima. Quindi regia, hai capito già il cambio di scaletta che ho fatto. Martina Richard, ciao Martina, benvenuta. Eccoci, buonasera a tutti. Per l'ennesima volta qui in diretta. Wow, ma sai che sono più emozionata adesso che quest'estate? Pazzesco. Perché? Non lo so. Perché sei più consapevole dell'importanza di Casa Pieretti. Sei più consapevole dell'affetto dei nostri amici a casa, che adesso ti scriveranno tanti messaggi e richieste al 348 80 40 254. Quanti numeri ho già detto? Quanti numeri? Tanti. Fiordaliso? Andiamo. Sei pronta? Yes. Non voglio mica. La luna. Per pulirmi in pace le mie piume.
ma che rock che mi hai tirato fuori! Che grinta! Ho di nuovo smontato l'asta. Ma tutte le volte. Hai mai retto un microfono, regga? Regga. Ma andava bene, eh? Andava bene, brava, sei stata molto brava, molto rock. Oh, che soddisfazioni, ragazzi. Che soddisfazioni la Martina Richard che vi sta dando, a voi non sta dando soddisfazioni ma emozioni, è bene che sia così. Grazie. Ricorda il numero e soprattutto di perché dovrebbero scriverci. Allora, ricordiamo il 348 80 40 254, dove lo sanno già, ma lo diciamo, potete scriverci tanti messaggini, le vostre foto, con chi state guardando il programma, cosa vorreste sentire. Fatevi un selfie e lo mandiamo in onda subito così. Live time. Ma dove lo trovi l'altra trasmissione? Che loro si fanno un selfie così, magari sono anche nudi e si fanno un selfie e noi lo mandiamo in onda. Ma sì, ma Fabrizio ci mette il bollino, Ok. Siamo pieni di bollini, piccoli, grandi che sia, comunque siamo pieni di bollini. Martina! Sempre bello e chi, Fabrizio? Io Fabrizio, ho visto ho visto lo sticker Fabrizio ancora, dal vivo non l'ho visto. Allora, amici a casa, sempre un po' di live. tempo fa hanno richiesto un brano di Amedeo Minghi e visto che c'è Martina, cantiamo quello che ha creato. Aspetta, c'è un problema sull'asta. Martina, dimmi, che succede? No, posso. Dimmi tu, cosa devo fare? Lo faccio. Tieni lì. Posso, tu che sei il capo, sai. Beh. Quello è il successo che ha cantato con Mietta. Vattene amore. Vattene amore, che siamo ancora in tempo, credi di no, spensierato, sei contento. Vattene amore, che pace più non avrò. Perderemo il sonno, credi di no. I treni e qualche ombrello, pure il giornale leggeremo, male caro vedrai. Ci chiederemo come mai il mondo sa tutto di noi. Magari ti chiamerò Trottolino amoroso e tu da da da. Il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi adorerà. Il tuo nome sarà su un cartellone che fa della pubblicità. Sulla strada per me, io col naso in su, la testa ci sbatterò. Sempre là, sempre tu, ancora un altro po'. E poi ancora non lo so. Vattene amore, mio barbaro invasore, credi di no, sorridente truffatore. Vattene un po', che pace più non avrò, ne avrai, ma te ne saranno qui. E piccoli incidenti, caro vedrai, la stellare guerra che ne verrà. Il nostro amore sarà lì, tremante, brillante così. Tutti! Magari ti chiamerò Trottolino amoroso e tu da da da. E il tuo nome sarà il freddo e l'oscurità, un gattone arruffato che mi graffierà. Il tuo nome sarà un mese di siccità e nel cielo non c'è pioggia fresca per me. Io col naso in su, la testa ci fermerò. Sempre là, sempre tu, ancora un altro po'. E poi ancora non lo so. Ancora ti chiamerò Trottolino amoroso e tu da da da. Il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi adorerà. Il tuo nome sarà su un cartellone che fa della pubblicità. Sulla strada per me, io col naso in su, la testa ci sbatterò. Sempre là, sempre tu,
Io chiedo scusa Martina perché credo di aver sbagliato non una, non due, ma ben 3 parole di questa canzone. Dovrei imparare anche a leggere prima o poi. Ma diciamolo. So fare tante cose, leggere... No, sto scherzando. No, dice, è anche il live, è bello. Più live io farei anche un plauso, Enrico. Un plauso, grazie. C'è un ospite che mi fa un applauso a me, ragazzi. Dica. No, perché sei uno, credo, forse l'unico che fa cantare dal vivo. Non è tanto usuale. Ripetilo. Forse l'unico che fa cantare dal vivo. Ripetilo un'altra volta. Che nei programmi è molto richiesto. Qui mai. Sai cosa mi ha scritto la regia? Che il bollino lui me lo metterebbe in testa. Fabri, facciamo ancora vedere una volta gli indizi. Gli indizi dell'oggetto che è nascosto qui dentro. Forza amici a casa, scatenate le telefonate tra un po'. Tempo TV Campo Liguria ricordo. Tempo TV Campo Liguria ricordo al 378 4080 506. Avrò il piacere di parlare con qualcuno di voi. Secondo te qualcuno osa chiamare? Osa chiamare? Indovinare cosa c'è qua dentro? Certo. Va bene. Ok. Certo, anche perché ragazzi sono gli ultimi, dovete rischiare adesso. Tutto per tutto, rischio tutto. Come pubblicità. Poi torniamo fermi, perché poi torniamo con un brano pazzesco, chitarra, voce e armonica. Beh, da non perdere, quindi non cambiate canale, sennò poi ve lo perdete e lo vedete da metà in poi e poi litigate tra di voi. Se uno vuole cambiare, lasciate il telecomando lì dove sta. Ok? È buono. Pubblicità. A tra poco.
E adesso prendi tutto l'applauso dei miei amici a casa. Grazie. Bravi, Grazie, ragazzi, grazie. che artista che ha acquistato Casa Peiretti. Io forse non te l'ho mai detto, tu sei un artista. Grazie Martina Richard. Grazie a te, grazie a voi, spero che abbiate cantato insieme a me. Ma certo, adesso Grazie. ti copriamo solo per darti modo di spostare Mi tutte le tue smonto. cosine, però andiamo a rivedere gli indizi. Tempo, TV Campo, Liguria, ricordo, e io apro ufficialmente le telefonate per vincere lo zainetto. Vediamo se c'è qualcuno che ha il coraggio di giocare con noi. Lo so che non è facile, ma non è neanche così difficile. Focalizzatevi sulla parola ricordo, è importante. Abbiamo subito, che bello, subito una telefonata. Vediamo, pronto, chi sei e da dove? Ciao, sono Nancy di Aosta. Ciao Nancy. Bravi, complimenti, una cantante favolosa. Ciao, grazie. Grazie Nancy. Grazie Nancy, grazie davvero di queste parole che hai detto. Adesso giochiamo insieme Nancy, sei emozionata? Sì, no, sono raffreddata. Sei raffreddata? Beh, E con questo tempo. Sono raffreddata. Con questo tempo ci sta. Tempo, TV, Campo, Liguria, ricordo, cosa nascosto all'interno dello zaino? Io lo apro già perché credo in te Nancy. Vai. Fiore? Un fiore? Spiegaci perché sei arrivata a Fiore. Allora, vabbè, Liguria, la Riviera dei Fiori. Il ricordo può essere un fiore che ti ricorda un qualcosa, un campo di fiori. E TV Sanremo, ad esempio, ci sono i fiori della Liguria. C'erano E purtroppo. tempo, sì, c'erano. Ormai. Il tempo dei fiori. Allora, Ci sta. ti ringrazio, gli indizi ci stavano tutti, ma non è. Mi dispiace Che peccato. Nancy, mi dispiace tanto. Un abbraccio Per la fortissimo. prossima. Grazie, un abbraccio e grazie per la vostra compagnia. Apriamo- E saluto la mia famiglia e tutti voi e chi vi ascolta. Apriamo una raccolta firme io e te Nancy per far tornare i fiori sul palco di Sanremo, sei Ecco, d'accordo? sì, bravi. Magari. Grazie Nancy, ciao. Ciao. Grazie, ciao. Grazie mille a Nancy da Vero, Aosta. vero, Dai ragazzi, bello. forza, tempo, TV, Campo, Liguria, ricordo, cosa nascosto all'interno dello zainetto. Secondo me è un oggetto che prima o poi in casa ce l'avete. Secondo me sì, siete appassionati o no di musica. Che indizio che ho dato! Non dovevo, Io Fabri, sbircio. tu non devi assolutamente sbirciare. 378 40 80 506, vediamo se c'è qualche telefonata, altrimenti mio caro Fabri andiamo già a leggere un po' di messaggi arrivati fin qui. Partiamo con i messaggi, poi se arriva qualche telefonata ci fermiamo. Vai con i messaggi Fabri. Vediamo un po' chi ha scritto, cosa hanno scritto. Bravi tutte e due. Ciao Lilli da Rorà, Stellina e Micio. Ciao Stellina, ciao Micio. Belli Ciao, che bellissimi, siete, paciocconi. belli. E ciao Lilli, grazie di cuore. Ciao Gioia. Altri ed altre ti aiutano negli impegni canori più specifici vocalmente. Vedo con piacere che ogni giorno li ringrazi calorosamente. È un bel gesto. Saluti Carlo Rotellini Corio. È il minimo che posso fare, perché se sono qui dopo 6 anni, cioè una trasmissione che va in onda da 6 anni, non è facile tirare sempre avanti anno per anno, e devo ringraziare tutti i miei ospiti e fare complimenti è il minimo che io possa fare. E poi sono complimenti sinceri, perché a volte non dico nulla. Quando non dico nulla è perché c'è qualcosa che non mi è piaciuto tanto. Però come si fa a non fare i complimenti a una performance come stasera? Non si puede. E lei sorride perché poi nelle prove la cazzi ogni tanto. Nelle prove la sgrido un po'. Sgrido sembra una cosa, no. No. Do dei consigli. Consigli, esatto. Vada, legga. Vado io. Ciao, volevo ringraziare Martina che quando viene a Castagnole ci regala sempre serate bellissime e riesce a far ballare tutti. Grazie, ti aspettiamo presto. Grazie amici di Castagnole. Appuntamento sereno con voi. Dani da Alessandria. Meno male che sereno, qua a Luserna fa freddo, piove, c'è il vento, un disastro. Ciao ragazzi, belle canzoni si fanno ascoltare con piacere. Milena, grazie. Milena. Grazie amica mia. Buonasera da Andrea di Borgomanero. Saluti Casa Peiretti e Peirettini ed Enrico. Buona serata a tutti. Grazie. Ciao Andrea, ciao Borgomanero. Ciao.
Bravissimi come sempre Silvia da Mottalciata. Grazie Silvia. Grazie Silvia, sempre presente Silvia, che piacere. Ciao Enrico, sempre puntuale tutte le sere per sentire belle canzoni. Mi faresti sentire Attenti al lupo del grande Lucio? Ma Maurizio, la facciamo domani sera perché è un brano che è una vita che non faccio. Grazie per avermelo ricordato. Domani sera arriverà di sicuro Lucio Dalla con Attenti al lupo. Mi raccomando, tu presente. Vai col prossimo. Ciao Martina, ti seguiamo sempre. Cinzia da Castagnole, grazie. Ciao Cinzia. Hanno messo il maxi schermo a Castagnole questa sera in piazza. E Enrico, ieri sera nei saluti finali ti sei accorto di aver avuto un lapsus. Hai chiamato zia Marta Alessia Chelucci. Un saluto dal tuo clown Marco di Intra. Sei fortissima Martina. Scusate, ho sbagliato, ma perché sono parenti, si assomigliano anche un po'. E quindi mannaggia troppo voi. Forte, zia Marta. Mannaggia voi Marco. Grazie. Vai. Ottima trasmissione, belle canzoni, vi seguo sempre. Ezio da Castagnole Lanze, quella stasera, grazie. E poi c'è Castagnole Piemonte, c'è Castagnole Lanze. Buon inizio di canzoni, grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Ciao Elena. Ciao Elena, cara la nostra Elena, anche lei puntualissima tutte le sere. Ciao Enrico, sei sempre straordinario. Mi canti l'emozione in una voce di Celentano? Grazie, Anna. Un altro brano che di sicuro è sicurissimo. Qui lo dico e qui lo farò domani sera. Grazie Anna. Ciao, grazie per il coraggio e la interpretazione della canzone di Marco Masini. Un saluto da Macello Adriano. Grazie Adriano, grazie. Beh, grande brano, poi spero di averlo fatto abbastanza bene. Ciao Enrico, grazie sempre per l'ora che ci fai passare in allegria e spensieratezza. Un saluto alla bravissima Martina. Sì, anche qui c'è vento della Madonna. Massimo da Venaria. Ciao Massimo. Non sapevo che si chiamasse, è una tipologia di vento, no? Sì. È proprio, ci sono i fun, ci sono i venti caldi e poi c'è anche il vento che arriva da più su. Proprio dall'alto. Uno arriva dall'Africa, l'altro arriva dal Polo Nord e uno arriva dal cielo. Esatto. Buonasera a tutti voi, Enrico e Martina. Regia. Martina, sono io la vostra amica speciale Chicca dalla Puglia. Oggi sono calma rispetto all'altra volta perché la vostra compagnia con la vostra musica e soprattutto con la voce di Enrico e la voce la chitarra di Martina mi fanno passare le mie arrabbiature. Vi auguro una buona serata, noi anche a te. Con Grazie. il cuore vi voglio un mondo di bene. Saluto la mia mamma Mari e la salutiamo Mari. Vedi, facciamo anche passare le arrabbiature. Molto bene. Dal vento alle arrabbiature. Ciao Chicca. Sì, amica mia. Beh, non ci sono parole, altro che grazie. Grande Enrico, grande Martina, grandi emozioni. Gabriele Marco. Grazie. Wow. Ciao. Allora avevano richiesto in settimana un brano country. E quindi molto bene. Li abbiamo accontentati. Che bello. Sì, più o meno. Ma sì. Hai cantato quello di... Quando oggi? Blowing in the Wind di Bob Dylan. Io conoscevo bene il cane di Bob Dylan, Dylan Dog. Bravi, volevo sentire qualche bella canzone cantata da Martina. Vattene amore, l'avete fatta molto bene. Pina di Asti. Grazie Pina, grazie di cuore. Sì, regia, ultimo messaggio. Va ancora uno e poi ci fermiamo, vediamo cosa arriva. Se arriva qualcosa, altrimenti ci fermiamo con Pina di Asti, che ringraziamo. Grazie. Noi torniamo fra 3 minuti con un brano di Nada, Il cuore è uno zingaro. E poi mi raccomando, le vostre telefonate, mi mandate dei messaggi in privato dicendo non sono riuscito a prendere la linea. Oggi la linea è vuota. Lo so che gli indizi non sono facili, ma facciamo ancora rivedere una volta. Dopo, subito dopo la pubblicità facciamo vedere gli indizi. Dopo. Voi restate lì. Eccoli, vedi la regia. Ecco, Tempo TV Campo Liguria Ricordo. Sono questi gli indizi di ciò che c'è nascosto all'interno dello zaino. Lo scopriremo magari tra un po'. 2 minuti. Sì. 2 minuti. Pubblicità. Avevo una ferita in fondo al cuore. Soffrivo, gli dissi non è niente ma mentivo, piangevo, per me si è fatto tardi e già notte, non mi tenere, lasciami giù, mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così.
fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho visto dopo un anno l'altra sera, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva, mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di rispondergli sì, ma senza mai guardarlo negli occhi, io lo lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va, catene non ha, il cuore è uno zingaro e va, finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di su e si fermerà, chissà, e si fermerà. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va, catene non ha, il cuore è uno zingaro e va, finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va, catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Il cuore è uno zingaro. Un po' così, Ma sei sicura? Sei sicura Un che il po'. cuore sia uno zingaro? Non lo so, va? non lo so, Va un bene, pochino. io rimetto qui lo zainetto, perché nel frattempo, mentre cantavi, è arrivata una telefonata. Quindi le riapriamo, andiamo a rivedere gli indizi prima di chiudere con tutti i vostri messaggi. Vai regia, vediamo un po'. Eccoli qua. Tempo TV Campo, Liguria, ricordo. Apriamo le telefonate, infatti ce n'è subito una e andiamo a rispondere a chi? Chi sei e da dove? Pronto? 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 Buonasera, chi sei da dove? Buonasera, buonasera. Bella musica, bella serata. Grazie. Sta cantando voi. Ma che bello! Mi piace grazie. tanto la compagnia vostra. Però deve Buona farmi... serata a tutti. Come si chiama, signora? Maria. Maria, deve abbassarmi il volume della TV. Gentilmente. È il numero 5. Abbassi proprio, abbassi. Tanto ci parliamo così. Mi sente comunque, Sì. così non ha dei ritardi. Maria, da dove ci chiama? Da Torino? Da Torino. Da Torino, Maria. Vediamo cosa c'è nascosto all'interno. Tempo, TV, Campo. Li Liguria. butto così, anche se non lo so dire perché le cose. Dica. È un CD. Un CD. Perché è arrivata alla parola CD? Non lo so spiegare bene, però così, un CD. Vediamo un po', perché un CD potrebbe essere un ricordo, un CD, la Liguria ha avuto dei poeti, degli scrittori incredibili nel corso della sua storia, un CD lo si può lanciare in campo, il CD lo si metteva anche dentro il masterizzatore per i film della TV e i CD sono senza tempo. Senti musiche, le vostre musiche. Grazie Maria, non è l'oggetto nascosto qui, però abbiamo ragionato insieme che poteva essere. Grazie Maria, grazie lo stesso. Vorrei una musica, Piccolo Fiore, se potete cantare anche domani o dopo. Piccolo Fiore. Piccolo Fiore, te la canto domani, va bene? Grazie, buona Giuliano serata Falco, a tutti. ricordamelo, è Piccolo Fiore per Maria, segnatelo. Grazie Maria, buona Per serata. mia figlia. Come si chiama mia figlia? Come si chiama la figlia? Francesca. Per Francesca. Ok, grazie Maria. Grazie, buona serata a tutti. Buona serata. Che bello, che carina la nostra Maria di Torino. Molto. Un'altra telefonata, pronto? Chi sei, da dove chiami?
Ciao, sono Massimo da Guarene. Massimo Ciao. da Guarene. Allora, tempo, TV Campo, Liguria, ricordo, cosa ho nascosto qui dentro? Vai. Allora, secondo me un giornale. Un giornale. Perché il giornale? Ma Guarda. perché TV Sorrisi e Canzoni. Sì. Poi Il Tempo è un quotidiano italiano. Sì. Liguria non lo saprei. Ci sarà un giornale della Liguria. Può essere. Ok. Il Campo è il titolo di una rivista. Ok. E il Ricordo non lo saprei. Io ti ringrazio per aver giocato con noi. Non ho nascosto un giornale, però. Ti ringrazio lo ok. stesso. Vuoi fare dei Peccato. saluti, amico mio? Vai. Sì, saluto tutti voi e saluto il mio amore Chiara. Oh. Ciao, amore Chiara. Ciao. Che bella dichiarazione. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Allora, non abbiamo più tempo con le telefonate, quindi torniamo a giocare con gli stessi indizi domani sera. Domani Molto sera ricordo bene. che ci sarà qui con me Luciano Bianchini e la sua chitarra rossa. Wow. E adesso andiamo a finire tutti i messaggi arrivati fino a qui. Vai Fabri! Olè! Eccoli. Ciao Peiretti, un saluto dal tuo amico Enrico di Rivarossa che saluta la sua Caterina. Ciao Enrico! Ciao Caterina! Hai visto che c'è? Madò, Chi è quello? Gigrobo? No. Mazinga. No, non credo neanche Mazinga. No, Certo che io e te coi cartoni. Ciao, No, potete ferratissimo. mettere noi ragazzi di oggi, noi. Se riesco te la faccio domani sera. Domani sera ho già una gran scaletta praticamente. Però firmate i messaggi, altrimenti a chi la dedico? Una firma. Buonasera Enrico, buonasera Martina, tanti saluti a tutti. Daniela da Biella con Lino e Bonbon. Ma guarda che bello. roba. Lino e Bonbon. Bonbon mi piace tantissimo Sì, come nome da pazzesco. gatto, Bonbon. Bellissimo Bonbon. Grande Martina, bellissima voce, bellissima. Grazie. Chiunque tu sia, Però- ricordate di mettere il nome. La regia attenta, guarda che attenta. Ma ha scritto che quello lì era Goldrake. Era Goldrake. Goldrake. Ma perché ci perdiamo? un Io, po' a ogni parte i puffi. Grande Martina, bravissima, voce bellissima. L'abbiamo già detto, credo. Vabbè. Che te devo dire? Aspetta. Una diapositiva del buon Fabrizio che istruisce il Peiretti sui bollini. Guarda che Fabrizio lui è esattamente così, È così. quando mi risponde al telefono fa anche così. Va, Peiretti! La voce l'ho già sentita. sì. E mi fermo qui. Troppo forte. Questo duetto è sensazionale. Grandi. Grazie. Chi Grazie. sei però? Chi sei? Firmate di messaggi. Ciao Enrico, grazie che ci tieni compagnia anche in Liguria. Wow. Salutoni a te e a Martina. Bernardina da Entracque, Basin. Wow, Pensa ciao. che la parola Liguria è negli indizi. E quindi amici liguri. Vabbè, Enrico da Collegno ci scrive: ciao amico Enrico e anche Martina. Ciao. Mi piacerebbe molto sentire la riva bianca e la riva nera di Iva Zanicchi. Complimenti per la tua splendida voce, Marti. Grazie di cuore. La devo segnare? Segnatela. La riva segno, bianca e la riva segno. nera. Segniamo. Ok. Grazie. Dudu da. Dudu da. Eh. Dudu, salutiamo che è sempre il grande Silvio. Vattene amore, bravi. Ivo da Varedo. Ciao Ivo. Ciao. Avevo richiesto io Minghi, Andrea di Borgomasino, grazie mille a Vero. entrambi. Vero. Ciao Grazie. Andrea. Pensa che Andrea Sì? detiene un record. È uno dei personaggi o il personaggio italiano con più presenze nei vari programmi televisivi. Ah, Ed ma è pensa stato te. anche qui con noi. Che bello. Wow. Un saluto ai miei suoceri preferiti. Continua tu. Che stasera vi guardano. Un bacione da Luca di Ceva Wow. e anche da Daniela che saluta i suoi genitori. Ciao Ceva, ciao Daniela. Il programma più bello e vero della TV, Casa Peiretti. Grazie amici, Giovanni e Silvia d'Alessandria. Concordo. Ciao. Io davvero sono d'accordo con voi. Sono perfettamente d'accordo. Ciao, potete fare un pezzo di Queen a vostra scelta? Certo, perché no? Wow, bello. Magari la prossima settimana. Sensazionale Martina da Gabriele. Grazie Gabriele, wow, grazie. Grazie Gabri. Ciao, che bella Martina, in immagini campestri volevo scrivere bucoliche ma pareva brutto. Livio Cepollina. Ciao Livio, grazie. Ciao Livio. Puoi anche mettere bucoli.
Tanto non so cosa vuol dire. Bravissimi Martina. Martina, super grazie per la serata. Giovanna da Perosa. Grazie Giovanna. Non so cosa vuol dire. Capita. Un sincero brava Martina che è in grado di suonare con grande maestria contemporaneamente 2 strumenti, chitarra e armonica, e di cantare anche molto bene, brava. Un caro saluto anche al grande Enrico, la famiglia la family di Buttigliera d'Asti. Ciao, Grazie di cuore. Grazie Buttigliera d'Asti. La risposta, amico mio, è caduta nel vento, mi sono emozionato moltissimo. Nello! Grazie Nello. È Aiuto. la canzone di Bob Dylan. Ah, ok. Proprio il ritornello dice: la risposta è nel vento. Ah. The answer, my friend, is blowing in the wind. Un saluto a Martina dalla tua amica Daniela e da Daniele. Un grosso abbraccio e un bacione. Un bacione a voi. bacione, Sai che loro stanno insieme, si chiamano Daniela e Daniele. Si sono trovati. Io dovrei trovare un'Enrica. Martina, la nuova John Baez. Lilli Magari, che onore. Grazie. Cerco sempre di fare il meglio. Grazie. Brava, ma proprio brava Martina. Cioè brava. Grazie. Vero. Ciao Grazie Enrico, mille. ciao Martina, complimenti, sei sempre molto bravo, lo dice Amedeo. Grazie Amedeo, grazie, ma sei simpaticissimo. Spero di vederti, di incrociarci. Questa sera prima o chiudiamo con i messaggi. Ciao Enrico, come vedi ci sono anche quando non ti scrivo. Complimenti per essere così bravi e grazie per la compagnia che rilassa mente e cuore. Un caro saluto. Fammelo finire, Gia. abbiamo finito. Ciao Enrico, Tino e Betta, salutiamo Tino e Betta. Ciao. Ok? Un bacione. Però non l'ho detto qui. Vabbè, non importa. Abbiamo Andiamo avanti. Saluto a prescindere tutti. È finito il tempo, ne abbiamo ancora tanti messaggi. Tutte le volte non riusciamo. Errore mio. Grazie Martina, grazie Fabri e ci vediamo la Grazie prossima a te. settimana con te e domani sera voi. qui con me Luciano Bianchini. Ancora grazie a tutti voi. Grazie Ciao. di cuore. Alla prossima. E viva Casa Peiretti.